e gocce dei ricordi. Stavamo quasi già in 1980 del secolo passato. Una data che se una dice così, già ti fa impressione. Poi, se ci mette mente, ma dona che a qualche giorno i pensieri miei pare che vanno sempre sciugliati lo tempo della vita mia. Che lo tempo che ognuno di noi si trova in una situazione curiosa assai, perché si sente già abbastanza grossa, ma è ancora troppo piccerilla per essere chiamata grossa. E forse mo tutto questo mi viene a mente, perché proprio mo io sono troppo grossa per essere chiamata guaglione e troppo giovane per essere chiamata anziana. Ma mo facetemi tornare a quello che mi ronza in due cerviella. Piazza Mattei. Tutto quanto voi, se non si tratta troppo 2000, che la fontana a Roma, mezza la piazzetta, che lo quetta tartaruga, ve la ricordate? Stava stampato in coppia 5.000 lire e perciò prima o dopo è capitato sotto all'occhio di tutto quanto. E io che la fontana là, che lo rettangolo piccirillo e vasi alla fine ad ogni mattina passava per la scuola, che la fontana mi è sempre paruta una sorgente d'acqua fresca per si sciacquare il calore in una bella stagione che arrivava troppo impressa e me la ricordo pure tutta gelata, tieni i cannelle ghiacciate quando a febbraio si allungavano poco troppo e la primavera aveva a essere scutuliata per si sbrigare. Ma mo mi viene a pensare che dentro a quello posto, proprio mezz'oghetta vecchia della capitale, ci stanno i preti in giambo rottone che hanno scritto i nomi, i cognomi, e i giorni dell'arresto, la deportazione e la morte, i più e 300 poveri disgraziati accisi dai tedeschi rindi i campi di concentramento. E in coppa a sta povera gente con un destino nero che ancora fa male, sti preti fanno luce, parlano lampioni che fanno vedere la via della memoria. E stanno là, vicino a dove fu acceso Giulio Cesare. E allà si può smicciare lontana pure che la via Caetani a dove trovarono morto l'onorevole Aldo Moro. E lo stesso posto a dove dicono che la finestra di uno dei palazzi che stanno attorno alla piazzetta fu aperta una notte per fare impressione in coppa a una guaglione che il padrone di casa ci piaceva assai. Essa era un manetto veramente impressionato e a tanto che la finestra fu chiusa e non l'hanno aperta mai più. Da questo quadro di storia in un piazza di Roma barocca, una parte che per me è una cosa grande, io sono una cosa piccerella assai. Però, come a voto e come a gira, mezzo a quello montone di ricordi, fatti, fattarielle, fantasia e verità, c'è sta un pezzettiello della vita mia, un pezzettiello che se ne scappa, è piccerilla, è una goccia della fontana, ma è la goccia mia.